Il gesto isolato ed estemporaneo di un giovane del posto durante una nottata, quella fra sabato e domenica scorsi, piuttosto movimentata per i residenti nelle vie immediatamente adiacenti alla piazza del paese. È un ragazzo di Santo Stefano di Cadore, il presunto autore del danneggiamento al box Prevelox in via Udine, la strada in cui lo scorso luglio morirono investiti Mattia Antoniello, il papà Marco e la nonna del bimbo Maria Grazia Zuin. Alla sua individuazione i carabinieri della stazione del comune del Comelico sono arrivati in meno di 48 ore di indagini meticolose. Ieri sera il giovane è stato convocato in caserma e non ha potuto far altro che ammettere la sua responsabilità, che gli è costata la denuncia in stato di libertà per danneggiamento. Nessuna emulazione di un fenomeno né strategie o piani collegati ad azioni complesse, precisa il comando provinciale dell'Arma, per specificare che sin da subito quel danneggiamento era parso qualcosa di decisamente scollegato dalle gesta di Fleximan. Le indagini puntigliose hanno chiarito i contorni della vicenda che, aggiunge il colonnello Enrico Pigozzo, sarebbe sbagliato indicare come una bravata. Chi pensa, e non è il caso di Santo Stefano, spiega il comandante dell'Arma, che distruggendo questi apparati si fa giustizia sociale, non ricorda che l'analisi dell'incidentalità sul nostro territorio e gli esiti dei servizi svolti in diverse zone montane per contrastare chi usa le strade come fossero un autodromo dimostra che far rispettare i limiti di velocità dentro e fuori i centri urbani è un'azione che salva la vita delle persone.